dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, ottava edizione. O tempo che si fa, ma non voglio fare niente. È come i rarreri a meno di 100 anni. Sciomari in cialocchi, la musica do vento. Il sole sta cuocendo, pare tutto qua. Rosso scompari, poggiato sopra mare. E si fa tagliare e poi se ne va. Il cielo chi ne stitti, il sale nei capiti. La luna è troppo bella, che illumina sto mare. Sto pesce che ti passa su te anni. Ti punta non ti lascia più una pace. E ora non ne va, e ora che fa sembrava andarrari di musica riveri. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, 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 muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica. A sta terura picca c'è poco che fare, si sempre condannato, sempre a travagliare, o tempo come loro, tutti la ciccari, a toglionnate soli, tutti la inventari, isolati doni, correnti naturali, a gente in casa rosti, a rinasci a parlare, resta a bocca aperta, sarri cialo cori, si scandato cimento, si scanda che scompare. Stupisci che ti passa su te anni, ti punta e non ti lascia più una pace. E ora non ne va, e ora che fa sembrava andarreri di musica liberi. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica. Ora rispettare, tu ce la finire, ora la capire, chi sta la tua terra, chi sta il tuo mare, sangue di tuo paccio, l'olore di una maccia, il pane dei tuoi figli e la tua ricchezza, la pulire bene, potti lanciocori, inchilati d'amore, stupisci che ti passa su te anni, ti punta e non ti lascia più una pace, e ora non ne va, e ora che fa sembrava andarreri di musica liberi. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, 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 Penalty Awards 2021, ottava edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera. Un applauso per Antonio Monforte. Complimenti, come al solito fai sempre centro con la tua musica popolare modernizzata. Sì, modernizzata. Questa non è una bella non è canzone. il siciliano classico, ecco. Però devo essere sincero, ancora una volta fai centro perché entri nel cuore della gente. Uso il dialetto siciliano, però poi faccio quello che mi passa per la testa. Bravo, complimenti. La canzone nuova si intitola Mizzica Pizzica. E come si è appizzicato. Grazie Antonio Ciao, Monforte. ciao a tutti. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti all'ottava edizione dei Penalty Awards 2021, edizione che viene ospitata da questa bellissima location, quella di Palma di Montechiaro, che è il cuore, secondo me, della cultura siciliana. Attraverso Tomasi di Lampedusa è riuscita ad essere presente praticamente da sempre nel cuore della letteratura mondiale. Sappiamo tutti che Il Gattopardo è un romanzo che ha accompagnato noi giovani, ma tantissimi altri uomini che amano la cultura.
Quando parliamo di cultura parliamo soprattutto appunto di Palma di Montechiaro, ma parliamo anche, lo avete visto entrando, di questo palazzo ducale e della sua straordinaria scalinata davanti alla chiesa madre, che sono due punti, due cartoline di questa provincia agrigentina che abbiamo sicuramente apprezzato noi di Penalty Awards da qualche mese, ma che comunque è conosciuta veramente in tutto il mondo. A rappresentare il comune e l'amministrazione di Palma di Montechiaro abbiamo qui il sindaco Stefano Castellino. Allora, noi dobbiamo giustamente attenerci a delle regole riguardanti il Covid, quindi adesso, signor sindaco, eccolo qua il suo microfono sterilizzato. Allora, siamo contenti della sua presenza perché noi abbiamo sposato la sua bella idea di grande rilancio di Palma di Montechiaro, un progetto che ci vedrà insieme per qualche stagione, siamo doppiamente contenti e poi insomma abbiamo soprattutto amato ancora di più questa cultura che c'è in questa bellissima provincia agrigentina, ma soprattutto a Palma. Grazie Ettore per le tue meravigliose parole, buonasera e benvenuti a tutti gli illustri ospiti qui presenti e a quelli che ci seguono da casa. Palma di Montechiaro è terra di cultura, la provincia di Agrigento è terra di cultura. Nel giro di pochissimi chilometri trovano i natali tra gli scrittori più importanti del Novecento, da Luigi Pirandello a Tomasi di Lampedusa, a Leonardo Sciascia e chi più ne ha più ne metta. Basti pensare che addirittura una strada statale, quasi un'autostrada, è dedicata agli scrittori. Talmente pulsa di cultura questa terra. Questo è il palazzo Tomasi, Ettore, il palazzo dove, dicevo poco fa, nei momenti in cui si amministra vi sono momenti più o meno semplici. Noi siamo orgogliosi e onorati di rappresentare questa comunità, ma ci sono dei momenti sicuramente in cui vi è una tensione diversa. E rifugiarsi qui ti ristora l'animo, ti ristora la vita, perché puoi vedere Benticò, dicevo poc'anzi, passeggiare per le stanze di questo palazzo, puoi vedere il principe Salina disquisire con il soldato inglese nel contrasto tra le bellezze siciliane e quelle incuria che nel romanzo fa sempre da contraltare. Noi siamo felici e onorati di avervi a Palma di Montechiaro. Piacere doppio anche nostro. E siamo felicissimi che questo premio, almeno fino alla 10ª edizione, chi mi conosce sa che sono molto legato col numero 10, almeno fino alla 10ª edizione sarà. E noi siamo ben qui, contenti. Un ringraziamento va dato a tutti i miei collaboratori, agli assessori, ai consiglieri, a Francesco, a Ettore, a Ciangio, alla protezione civile, ai vigili urbani, permettimelo di farlo, a tutti coloro i quali hanno dato il massimo per realizzare questo evento, agli sponsor importantissimi e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Palma di Montechiaro ha riscoperto la sua gloriosa storia e vuole narrare e raccontare al mondo la sua magnificenza, in punta di piedi, con umiltà, ma consapevole, con forza, della sua bellezza che ormai si perde nella notte dei tempi. Che bella cartolina che ci hai disegnato, complimenti. Grazie. Abbiamo un ricordo anche per te, per la tua partecipazione a questa 8ª edizione, lo consegniamo. Ben contenti di essere vostri partner per le prossime 3 stagioni. Grazie. Parliamo di calcio, parliamo della Federazione Italiana Gioco Calcio. Ho il piacere di avere qui davanti a me il presidente della FIGC della Regione Sicilia. Abbiamo con noi Sandro Morgana, che invito per i saluti ai presenti. Le sta per arrivare il suo microfono e dico subito, Presidente, che essere presenti anche quest'anno qui per raccontare la stagione è sempre un piacere. Io direi di mettere da parte tutto quello che è successo e guardiamo avanti, come dice sempre bene lei, perché noi dobbiamo essere anche persone che hanno sempre voglia di giocare dentro un rettangolo di gioco. Sì, lo dico sempre. Intanto grazie per avermi invitato, è la prima volta che partecipo a questo spettacolo, a questa manifestazione, sono veramente contento di esserci e naturalmente partecipo con l'entusiasmo che caratterizza sempre le cose che faccio. Ecco, abbiamo ripreso, siamo ripartiti nonostante tutto e guardiamo avanti.
Guardiamo avanti perché la prossima settimana andremo a ratificare i nostri campionati, l'inizio dei nostri campionati, dei campionati di eccellenza, dei campionati di promozione, dei campionati di Serie C1 di calcio a 5. Ci conforta il fatto che le società si sono iscritte quasi tutte, quindi questo significa che c'è tanta voglia di ritornare a giocare, tanta voglia di partecipare. Ci conforta il fatto che si sono iscritte con entusiasmo, che ci hanno dato fiducia, che vogliono continuare. Io a tutti dico soltanto una cosa, che è quello che oggi vale. Oggi ripartire significa che non dobbiamo più né fermarci né tornare indietro. Condivido. Quindi ripartire significa che dobbiamo ripartire in sicurezza, e questa battaglia che stiamo conducendo per la vaccinazione è una battaglia che non finisce qui, che continua. Tutti ci dobbiamo vaccinare, tutti dobbiamo essere vaccinati, perché soltanto vaccinandoci non corriamo il rischio di essere fermati. Questa è la nostra vera battaglia. Abbiamo due momenti importanti: facciamo una grande battaglia per l'impiantistica sportiva, ne facciamo una per la vaccinazione, perché oggi se non ci vacciniamo non abbiamo futuro. Quindi questo è il mio invito, l'invito che faccio a tutto il sistema calcistico, e non solo al sistema calcistico, perché anche per entrare negli stadi è previsto il Green Pass, quindi per favore vacciniamoci e andiamo in sicurezza. Perfetto, allora noi ci vedremo poi nella parte, non dico conclusiva, della nostra serata, perché ci sarà una doppia premiazione particolare che la riguarda. Nel frattempo le diamo un ricordo Bacco, nostro sponsor partner, e ci vediamo dopo. Grazie. Perfetto, grazie al presidente della FIGC Sicilia, Sandro Morgana. Stagione numero 8 per i Penalty Awards. Iniziamo subito con le nomination riguardanti il campionato di eccellenza. Parliamo del ruolo del portiere. Pertanto io invito qui sul palco, per quanto riguarda le nomination del campionato di eccellenza per il ruolo del portiere, Antonio Busà del Siracusa, Lamin Cesai del Mazzara Calcio ed Umberto Cirnigliaro dell'ACI Sant'Antonio. Questa parte, accomodatevi. Allora, siete in due, vuol dire che uno dei portieri in nomination, cioè Lamin Cesai, non si è presentato e quindi viene escluso automaticamente dal potenziale risultato finale. Io per onorare un po' il vostro ruolo, che è importante in una società e in una squadra di calcio, cioè quella del portiere, pensate un po', invito qui sul palco una leggenda del calcio non soltanto siciliano ma italiano. Invito qui sul palco, per aprire la busta e poi premiarvi, Roberto Sorrentino. Ciao Roberto. Allora, nel frattempo colgo l'occasione per sottolineare la presenza di Freddo Neve, uno dei nostri sponsor, con uno dei tanti completini per quanto riguarda la prossima stagione 2021-2022. Allora Roberto, hai questo compito importante, intanto perché sono due giovanissimi e soprattutto perché c'è veramente l'imbarazzo della scelta, perché uno ha giocato con il Siracusa, anche se ha perso una finale, è sempre una finale, e Umberto, pensa un po', con un grossissimo infortunio, a distanza di meno di un mese è riuscito a rimettersi in forma e giocarsi la semifinale, anche se poi è andata male. Arriva la busta, così apriamo e conosciamo il vincitore per quanto riguarda la nomination come miglior portiere del campionato di eccellenza. Allora, intanto buonasera a tutti. Grazie intanto per l'invito. Il miglior portiere, per me comunque, al di là di chi vinca, io non dico che è un ruolo e un mestiere, quindi complimenti al di là chi, se si arriva prima o secondi, è uguale. L'importante è esserci, anche perché è un ruolo tutto particolare. Insomma, io ogni tanto studio qualcosa su internet perché non mi ricordo più, perché sono un vecchietto, però ricordatevi sempre che l'entusiasmo non deve mai mancare. Siete l'ultimo baluardo di una squadra, siete quelli che devono gioire da soli, perché non possiamo far gol noi, li fanno i nostri compagni di squadra e poi nessuno ti calcola, perché tutti si abbracciano e il portiere rimane lì come un festacchiotto.
pari tutto, prendi un gol, ti giri e vedi i compagni di squadra che fanno questa non l'hai presa, cioè, e allora è un ruolo che ha i suoi risvolti e le sue emozioni, ma il numero è giusto, è il numero 1, quindi di nuovo complimenti. Premiamo per conoscere il nome. Allora, Umberto Cirnigliano ha vinto il miglior portiere di campionato d'eccellenza. Complimenti. Allora sarai tu a consegnare la targa ad Umberto che vince, e abbiamo anche poi tra poco la consegna per quanto riguarda ad Antonio. Nel frattempo che sta per arrivare, Umberto, ho detto bene, ti sei ristabilito subito da un gravissimo infortunio, poi è andata male la partita, però va bene pure. Ritornare in campo fa sempre bene, vuol dire che non bisogna, come ha detto anche bene Roberto, mai mollare. È stata brutta, è una cosa che non auguro particolarmente a nessuno, perché la frattura della costola è stata scomposta, è stata brutta? Sì, parecchio. Per fortuna la forza di volontà, perché la partita era importante, le ambizioni erano importanti, poi purtroppo è andata male. Succede. Antonio, con il Siracusa è andata comunque bene, perché hai giocato una finale, certo poi il risultato non è stato favorevole, però arrivare lì è sempre una grandissima forza di sacrificio. È bellissimo, è un'emozione. Infatti io sono orgogliosissimo della stagione che abbiamo fatto. Anzi, ringrazio qui in pubblico la società del Siracusa, i mister, lo staff, tutti gli addetti ai lavori. Ringrazio lei per l'invito. È una stagione particolare con questo virus che non ci ha aiutato sicuramente, però comunque con la forza di un gruppo molto coeso siamo riusciti ad andare avanti e arrivare fino a quella che è la partita più importante, no? Che poi purtroppo sfumata, però insomma, va bene lo stesso. Sono degli episodi. Perfetto. Grazie ragazzi, buona prossima stagione, complimenti. Tu rimani qui, è come se devi rimanere qui, anche perché sì, hai premiato giustamente il miglior portiere, perché era giusto che insomma la tua figura andasse perfettamente in sintonia con questa prima nomination. Adesso, dato che tu sei qui, ufficialmente sarai premiato come personaggio che ha legato il suo nome ad una carriera importantissima. Premio alla carriera a Roberto Sorrentino. Consegniamo subito la targa anche per Roberto Sorrentino ed il pacco di Bacco, gioco di parole. Battuta? Insomma, sono 38 anni che manco dalla Sicilia calcistica. Venire qui per la 16ª volta, parlo della Sicilia, e ricevere ancora una volta un premio significa che è un feeling che non potrà mai finire. Poi volevo un attimino dire a Umberto: hai vinto perché mi hai detto che sei di Catania e c'è la mia maglia, se no non lo vincevi il premio miglior portiere. Dove è andato? Quindi di nuovo complimenti a tutti e grazie per l'invito. Grazie a Roberto Sorrentino, grazie. Premio alla carriera ai Penalty Awards. Allora, e adesso subito le nomination per quanto riguarda il miglior difensore. Parliamo sempre del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Alfonso Cipolla dell'Acragas 2018, Salvatore Di Marco della San Cataldese e Davide Pettinato del Giarre Calcio. Che bello ritrovarvi ragazzi, vedo che siete in due, vuol dire che Salvatore Di Marco non è presente, quindi viene escluso dalle nomination. Sarà Giuseppe Incorvaia a premiare il miglior difensore del campionato di eccellenza. Eccolo qua, grazie, ci diamo il pugno, ci diamo la mano, ci confondiamo sempre. Abbiamo un altro completino targato Freddo Neve che fa da sfondo a questa premiazione dedicata al miglior difensore del campionato di eccellenza. Arriva subito la busta con il microfono per conoscere subito il nome. Vediamo colui che si porta a casa. Un po' di suspense. Beh, è giusto che ci sia, è giusto che poi ci il difensore sia. centrale è un ruolo bellissimo.
Allora. Peccato che non c'è Angelo Gonzaga che è stato con noi con il Licata. È vero. Allora, il vincitore è Davide Pettinato del Giarre Calcio. Giarre Calcio. Vittoria in campionato, vittoria in Supercoppa, vittoria dei Penalty Awards. Meglio di così, insomma, la stagione è da incorniciare. E la cosa buona è che è anche giallo-blu come il Licata. Bravo, bravo. Allora, consegniamo il tutto alla nostra Federica, che anche quest'anno è la madrina ufficiale della nostra manifestazione da ben 8 anni. Passiamo subito a questo punto la targa a Davide. Insieme al pensierino Bacco ci spostiamo leggermente in avanti, battuta con Davide, che tra l'altro non è insomma la prima volta che succede di vincere ai Penalty Awards. No, intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Noi ci siamo visti nel lontano 12 giugno del 2017 quando mi hai premiato allora quando giocavo nella Cireale. Perfetto. Quindi sono tornato qui con grande piacere, con qualche anno in più, però vabbè, è sempre una grande soddisfazione. Alfonso, invece l'Acragas, anche per voi un po' di sfortuna, però giocarsi una finale playoff è sempre molto importante. Tra l'altro io ho visto la tua partita, sino all'ultimo non hai mollato un centesimo ed eravate anche sotto di 3 gol. Allora, innanzitutto vi ringrazio per l'invito, faccio complimenti a Davide che l'ha meritato tutto per la stagione che ha fatto, l'ho seguiti perché comunque il Giarre c'erano tanti amici e quindi vi faccio complimenti, meritatissimo. E per il resto sì, diciamo che è la mia indole è quella di non mollare mai, soprattutto quando hai la fortuna di giocare per la maglia della tua città, quindi è qualcosa di bello e particolare. Non so se in molti hanno potuto avere questa fortuna, hai qualcosa dentro che ti rimane dentro per sempre. Ma rimani ad Agrigento? Sì, no, rimango ad Agrigento per il 3º anno consecutivo, sono contento. Sarà la volta buona? Speriamo, noi ce la mettiamo tutta, poi vediamo il campo cosa dice. Benissimo, grazie ad Alfonso, grazie a Davide, in bocca al lupo per la prossima stagione. Complimenti, complimenti. Questa parte. Hai sussurrato poc'anzi la parola Licata, perché tu insomma sei un nome storico di Licata, diciamolo pure, sì, hai accompagnato gli anni d'oro anche in un certo senso del Licata, anni che un po' mancano al Licata. La nazionale siciliana era il Licata Calcio. È vero, è vero. Io ricordo la prima partita, 1984, Licata Fragolese con Pippo Romano, che sbagliò un calcio di rigore. Da quel momento in poi il Licata non sbagliò più una partita con Zeman, abbiamo vinto il campionato alla grande. E ricordo con felicità, a parte i ritiri massacranti con Zeman, che qua c'è Tommaso Napoli che ne sa qualche cosa, con il nostro Licata. Ricordo i ritiri massacranti con Zeman, con i palloni, famosi palloni. È un po' passato quel periodo, credo. Sì, è passato, però è stato un periodo favoloso, con un calcio di uno spessore diverso. Era un'altra cosa, E niente, devo dire che fu un'esperienza unica. Io ho vissuto con Licata dalla prima partita, da quando vincemmo il campionato, fino alla fine praticamente gloriosa. Del sogno. Quindi ho vissuto tutta questa cavalcata che è finita male, però sono stati degli anni a dir poco favolosi. E secondo me li porterai per sempre nel tuo sempre nel cuore. Sempre nel cuore, perché sono stati anni veramente unici, con grandi allenatori, con grandi calciatori e con una Sicilia che in quel momento Licata era veramente l'emblema numero 1. È vero. Abbiamo un ricordo anche per la tua presenza ai Penalty Awards, ricordo legato appunto a questa edizione che si svolge qui a Palma di Montechiaro. Grazie insieme come al solito al regalo Bacco. Grazie a Giuseppe Incorvaia, volto e nome storico del Licata Calcio. E adesso parliamo del centrocampista, un ruolo importantissimo perché determina gli equilibri, come dicono tutti, delle squadre. Parliamo delle nomination che gareggiano a questa 8ª edizione. Abbiamo Roberto Assenzio, Igea 1946, Piero Concialdi del Giarre Calcio e Willy Quamè della San Cataldese Calcio. Se devo essere sincero,
i 3 centrocampisti avevano assicurato tutti la loro presenza. Io sono cosciente che chiaramente siamo in un periodo che molte squadre giustamente hanno già la preparazione, però è anche vero che se si conferma la presenza si è un po' scorretti nei confronti anche del pubblico, ma in questo caso anche dei colleghi calciatori. Ma io soprassiedo a questa situazione, non c'è problema, pertanto tu sei l'unico che ti sei presentato, tra l'altro da super vincente perché hai vinto a Giarre, quindi sei doppiamente contento. L'anno scorso avevi vinto, se non sbaglio, i Penalty Awards, giocavi sempre con Sant'Agata ero l'anno scorso. Che è stata una stagione bellissima. Pertanto non ci sarà l'apertura della busta, perché il premio come miglior centrocampista 2020-2021 viene assegnato a Piero Concialdi. Invito qui sul palco Lillo Capraro. Abbiamo subito il premio da dare al nostro Piero Concialdi, lo consegna appunto il presidente AIAC di Agrigento, Lillo Capraro. Abbiamo anche il ricordo di Bacco da consegnare sempre a Concialdi. Prima di chiacchierare con te, Lillo, chiacchiero giustamente con Piero, a cui insomma devo fare i complimenti perché ti hanno soprannominato Topolino, ti hanno soprannominato Macchinetta. È stata una stagione dove hai corso tantissimo, hai trascinato il tuo Giarre verso la vittoria finale e credo che forse a questo punto la prossima stagione, insomma, so della tua conferma, pertanto sarai ancora una volta portante di un progetto che va in crescita. Intanto buonasera a tutti e grazie sempre per l'invito. Sì, il prossimo anno sono stato riconfermato, questo è un motivo di grande orgoglio, perché dopo tantissimi anni ritorno a fare questa categoria importante. Ci mettiamo a disposizione della società, del mister, dei compagni e cerchiamo di dare il nostro contributo. Perfetto, allora in bocca al lupo per la prossima stagione. Piero Concialdi, anzi Pierino Concialdi. Grazie a Piero, in bocca al lupo. Agrigento, l'AIAC nella sua nuova veste di questo nuovo presidente José Sorbello, che non è che abbia rivoluzionato, ha dato nuova linfa. E ad Agrigento come è stato accolto questo arrivo ancora portentoso del catanese José? Intanto buonasera a tutti e grazie per l'invito. Ma José è da tanti anni che nell'AIAC non è che era da vicepresidente, però il presidente Abisso giustamente anche lui già un po' di tempo, era l'età avanza per tutti, e dopo tanti anni ha dovuto lasciare l'AIAC, nonché tutti, unanime quando dico tutte le province della Sicilia, abbiamo votato e abbiamo eletto il nostro presidente José Sorbello. Agrigento ti posso dire che negli ultimi anni l'AIAC, dopo questo è il secondo mio mandato, ho iniziato con 6 allenatori associati. Addirittura, adesso siete a quota? Solo 6, siamo arrivati solo a 55. Vabbè, ma non è già un bel passo. Non è che il merito è di Lillo Capraro, perché Lillo Capraro non ha fatto niente, e praticamente ho soltanto fare capire alla gente che associandoti hai praticamente ci sono dei servizi che l'AIAC ti offre, e non solo è soltanto la quota tessera di 32 euro, ma realmente tutti i servizi che noi diamo all'AIAC. E facendo delle riunioni con tutti i tecnici della provincia di Agrigento, ho iniziato, non mi vergogno a dirlo, la prima riunione che ho fatto eravamo 3 allenatori, 5, 7, 10, 15. In crescita. E questo è stata quello che sono riuscito a fare, e ne sono fiero e orgoglioso in questo momento di rappresentare la provincia di Agrigento. Oggi sono doppiamente felice perché questo evento si svolge in provincia di Agrigento. Nella tua bella ridente cittadina di Palma. Anche per te abbiamo il ricordo della presenza qui ai Penalty Awards. Diciamolo pure che Lillo è stato quasi sempre presente, quindi siamo doppiamente contenti di essere a casa tua. Anche Grazie, il premio Ettore. di Bacco per gustare la bellezza del pistacchio. Possiamo dare il microfono a Federica che lo ritira, lo disinfetta per il prossimo ospite, e a te ti abbraccia forte. Grazie a Lillo Capraro. Quando parlo di Enna, parlo di AIAC Enna targata Luigi Di Dio, che invito qui sul palco perché anche per lui è doverosa la passerella e i saluti
ai Penalty Awards. Siamo stati 2 anni a casa tua ad Enna, adesso siamo a casa di Lillo, però rimane sempre un progetto unico, un Ajax che cresce. Diamo il microfono nel frattempo a Luigi. È un Ajax che cresce ed è un Ajax che ha degli obiettivi ben precisi. Anche il territorio di Enna sta crescendo tantissimo, con tantissime iniziative legate anche soprattutto all'Ajax. Io ti ringrazio per l'invito. 2 anni siamo stati a casa mia. Il terzo anno siamo a casa di Lillo. Siccome Lillo è un carissimo amico, è vero, quindi sento anche questa a casa mia e verrò gli altri 2 anni se mi inviti. Assolutamente sì, ci mancherebbe. Per quanto riguarda Enna, l'Ajax, diciamo che in 5 mesi, poco meno, da 20 siamo quasi raddoppiati. Informazione, la formazione e l'aggiornamento. Bene. Verso i tecnici. Bene. Per quanto riguarda il territorio di Enna, diciamo che abbiamo alcune società che si sono risvegliate, tipo la Leonfortese, sì. Poi abbiamo la mitica Enna, che quest'anno, grande stagione in eccellenza. Quest'anno mi auguro che possa fare quel salto. Sì. Poi anche una squadra di prima categoria, il Sant'Anna, e tutte le scuole calcio di cui diciamo conosciamo bene il percorso. Quindi spero di andare sempre avanti. Ma sono sicuro, anche per te il ricordo della presenza ai Penalty Awards 8ª edizione, il premio come al solito accompagnato dal gustoso pistacchio di Bronte. Diamo il microfono a Federica, ti ringrazio e ti auguro anche per te una stagione prossima di grande successo. Grazie Luigi Di Dio. E adesso parliamo degli attaccanti che sono la fortuna e certe volte anche la sfortuna di molte squadre, le nomination quale miglior attaccante del campionato di eccellenza. Ed invito qui sul palco Nicolas Navarrete dell'Enna, Giuseppe Prestia della Nissa FC e Luca Savasta del Giarre Calcio. Eccoli qui, Prestia che gioca con la Nissa, confermato so bene, e Luca Savasta forse sì, confermato credo, bene, insomma stagione bomba. E a premiarvi, o meglio ad aprire in questo caso la busta, sarà un giornalista di Roma molto conosciuto, anche perché è un volto che soprattutto nell'ambito dilettantistico è un riferimento. La sua pagina ha tantissimi iscritti, conosce il calcio dilettantistico alla grande. Lo invito qui sul palco, lui si chiama Valerio Caprino. Ciao Valerio. Adesso poi parleremo anche del tuo percorso, nel frattempo vedo anche l'entrata di Ilenia con un altro bel abbigliamento firmato Freddo Neve, che vi ricordo è un brand sportivo che quest'anno noi di Penalty abbiamo presentato in esclusiva e che ci ha accompagnato per tutta la stagione, lo sarà anche per la prossima, ma il suo nome è stato abbinato con grande successo anche e soprattutto ai Penalty Awards 2021. Arriva Federica con il microfono e la busta, che è molto pesante, perché ho detto che il ruolo dell'attaccante, e tu questo lo sai bene, è un ruolo difficile, molto difficile, perché se segni sei super amato, se non segni siete i primi a essere bastonati. Pertanto a te la parola, prendo la busta. Buonasera a tutti. Buonasera a te Valerio. E complimenti per questa bellissima location, tra Grazie, l'altro di grazie. Palma di Montechiaro, e a te per l'organizzazione, perché nel Lazio, nonostante io vengo da Roma, non c'è una cosa di questo una genere. regione che nel calcio si impegna molto, abbiamo delle bellissime piazze, ma un evento del genere non c'è assolutamente, quindi vi invidio, perché avete il calcio in Sicilia è dilettantistico per finta, perché lo sappiamo. Anche le piazze che ci sono in eccellenza, ho visto tanti capoluoghi di provincia, per cui è un altro mondo, un altro sport. È vero. Vado? Leggo? Vai, perché sono molto curioso. Quindi abbiamo uno del girone A e uno del girone B, se non ricordo male. Praticamente no? sì, Nissa girone A e Giarre girone B. Il miglior attaccante del campionato di eccellenza è Luca Savasta del Giarre Calcio. Oh, bene, Luca Savasta, bomber di razza. Possiamo consegnare
a questo punto la bella targa per il miglior attaccante a Luca Savasta. Complimenti, prego. Il Jarry ha vinto praticamente tutto. Praticamente sì. Anche per lui la busta di Bacco. Prego. Nel frattempo che arriva anche la targa, ricordo, a Prestia, la battuta con Luca, e dico: Luca, veramente avete fatto unplane, no? Perché siete riusciti a vincere un campionato che non è mai facile vincere, a parole è facile, però poi dopo bisogna giocarle le partite, e tu nella parte finale sei stato determinante con le tue reti. Ma innanzitutto buonasera e grazie per l'invito. Sì, è stata una bella annata anche per... Io sono arrivato dopo, quindi per me sono stati 3 mesi, però ci siamo tolti tante soddisfazioni, abbiamo fatto gruppo e penso che è strameritato, anche se di fronte a noi avevamo squadre molto importanti, però ne vince solo una e meno male che siamo stati noi. Anche in questo caso ne vince soltanto uno, però chiaramente anche tutti gli altri che vanno in nomination sono sempre importanti, come ad esempio di Prestia, di Peppe Prestia, che con la sua Nissa ha quasi sfiorato il sogno di vincerlo questo campionato. Com'è andata? Che cosa è successo? Forse troppa tensione, una piazza che vi aspettava ogni partita? Intanto ti ringrazio per l'invito. Poi riguardo la stagione, noi eravamo una squadra giovane, costruita da poco, quindi penso che abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare lo scorso anno. Quest'anno, grazie alla società, che comunque è una società come poche ce ne sono in giro, speriamo di puntare al salto di categoria. Mai dire mai. Complimenti. Complimenti ragazzi, buona prossima stagione allora. Grazie, grazie. Ciao. Grazie, grazie. Valerio, io insomma, quando dici che noi qui in Sicilia facciamo una cosa di questo genere mentre nel Lazio non si fa, questa cosa un po' ci piace, perché vuol dire che le nostre idee poi alla fine sono anche idee vincenti, perché noi siamo all'8ª edizione, ci sono tantissimi altri premi, però è anche vero che la particolarità della nostra manifestazione sta nel fatto che si conosce soltanto sul palco il nome del vincente, che viene selezionato attraverso un gruppo di giornalisti, dalla redazione di Penalty, dalla collaborazione anche dell'AIAC. Quindi questa cosa ci fa doppiamente piacere e ci dice che forse siamo un po' più avanti. Calma. Allora, troppo presuntuoso. No, scherzo. Ho ascoltato tra l'altro l'intervento del vostro presidente del comitato regionale sia stamattina che oggi pomeriggio, quindi sì. Complimenti per anche insomma il tono con cui, la passione che ci mette. Mi ha trasmesso, io non lo conoscevo solamente di nome, ma mi ha trasmesso veramente tutto quello che voleva trasmettere col suo intervento. Quindi sicuramente alla base di tutto, Ettore, penso che ci sia alla base di una nuova stagione la vaccinazione. Credo che sia veramente l'unico discorso che tutti devono aprire e avere un unico intento, quello di vaccinarsi per cercare di non fermarsi più, perché altrimenti c'è il rischio. Ci si riferma di nuovo. Io brevemente vi dico che nel Lazio c'è una squadra che è andata in ritiro in Abruzzo e dopo 3 giorni avevano 7 positivi, sono tornati tutti indietro. Adesso è chiaro che senza vaccinazione si corre il rischio di fare nuovamente, i controlli sono fondamentali, un buco nell'acqua e di fermarsi. Questo non è più possibile, perché dietro il calcio dilettantistico, chi non lo segue non lo sa, ma c'è un mondo fatto di migliaia e migliaia di persone, e c'è chi il calcio dilettantistico lo fa per lavoro, e tanta gente ha avuto problemi perché erano a casa con le famiglie, con i bambini, per cui il calcio dilettantistico, ma ripeto, soltanto perché nel nome è dilettante, ma soprattutto poi qui al sud, ripeto, è veramente quasi professionismo. Bellissimo. Quindi complimenti anche perché ho visto le finali dei playoff con il pubblico, sia quella di Mazzara del Vallo che quella di Agrigento, quindi già non sembravano partite di eccellenza. Rivedere la gente allo stadio per me è il top, perché il calcio è della gente, soprattutto il calcio dilettantistico è della gente, quindi vacciniamoci e speriamo di rivedere il più possibile gente allo stadio. Hai portato avanti anche lo slogan appunto del presidente Morgani. Ma per l'unico modo per ricominciare a vivere con la stessa passione di prima il calcio dilettantistico, che non è soltanto eccellenza, ma è dall'eccellenza fino alla 3ª categoria e il settore giovanile. Giusto, abbiamo per te il ricordo della tua partecipazione ai Penalty Awards. Valerio Caprino, giornalista sportivo tra i top del calcio dilettantistico.